già siamo pronti, cioè già siamo usciti dall'Open dei Cinema e siamo Ma ritornati. sì, cioè, guarda che viso meraviglioso. Sì, Sono molto contento di avere la protagonista del film Prima Donna, della regista Marta Savina. Abbiamo creato una bella attesa, Eliana, su questo film che a mio giudizio merita tantissimo in una giornata così importante e così particolare. E lei è Claudia Gusmano, che dovrebbe collegarsi con siamo noi. in anteprima Ci clinico. Eccola. sono, ci sono. Ciao, ben arrivata! Buongiorno. Com- Ciao Claudia, buongiorno, grazie di aver accolto il nostro invito. Ti ha fatto Grazie da a voi. battistrada Marta Savina, Francesco Colella, Fabrizio Ferracane. Ci Meraviglioso. piace tanto ricordarli perché sono stati con noi a parlare di questo straordinario lavoro che va in sala proprio domani, una scelta assolutamente importante. Noi stiamo dando delle anticipazioni per chi ci segue esclusivamente in streaming sulla pagina Facebook di Radio In, però fra 2 minuti ti ripresenteremo per chi ascolta attraverso la radio e quindi non ci ha visti, ci sentirà soltanto appena finirà il brano, quindi non soffriamo di perdita di memoria a breve termine, ma fra 1 minuto e mezzo ti ripresenteremo per questo motivo. No, lo dico perché uno Va dice guarda bene, sti due ok. un po' rinco stamattina che mi intervistano, almeno sai perché ripetiamo ogni Grazie. tanto qualche cosa. Hai visto? Vabbè, poi dipende, magari pure un po' per i fatti nostri qualche problemino ce l'abbiamo, ma di base la ragione è quella. Hai visto qui abbiamo Questa immagine questa che immagine, campeggia sì, alle nostre spalle è un viso davvero che ricorda un po' una Madonna, no? E ci piace molto che la produzione abbia scelto questo fermo immagine per una citazione ricordare iconografica, no? Con questi assolutamente. colori, con questa... com'è rivedersi? Beh, ha interpretato un Bellissimo. ruolo davvero difficile. Tu sei Lia nel film, Claudia. Beh, per me è un onore fare questo personaggio, è un personaggio difficilissimo, è un film molto difficile è stato un film molto difficile da realizzare perché comunque non si poteva veramente mai fingere neanche per un secondo perché è un personaggio così sincero, così vero e bisognava trattarlo con estremo rispetto. Quindi io sono orgogliosa e quando fai lavori così è un po' come se il tuo lavoro diventasse una missione perché puoi raccontare una storia che può cambiare le menti delle persone una volta uscite dal cinema. È verissima questa cosa. Tra l'altro ci ricolleghiamo anche con l'invito di Fabrizio Ferracane a tutti i papà e quindi vai a toccare le donne che possono immedesimarsi, i familiari che possono capire, magari guardando dall'esterno un po' meglio quello che succede all'interno di una Esatto. donna che vive una storia come questa. Ma entriamo in radio così ti presentiamo e facciamo le cose in ordine. Grazie, grazie. E questa era Dusty Man, ma soprattutto questo è Open Day Cinema, come ogni martedì su Radio In. Abbiamo oggi affrontato in 2 parti uno stesso argomento, perché esce domani al cinema Prima Donna, un film di Marta Savina. Abbiamo parlato proprio con l'autrice, regista, un'oretta fa circa. Adesso con chi parliamo? È il momento di chiudere in bellezza con l'attrice protagonista Claudia Gusmano. Benvenuta con noi. Buongiorno, grazie per questo spazio. Grazie a te Claudia. Ieri la conferenza stampa del film che domani uscirà in sala. Ci piace moltissimo questa frase che ci ha raccontato Marta poco fa, la regista che ha pronunciato Fabrizio Ferracane. È un film che andrebbe visto da tutti i papà, ma noi vogliamo aggiungere quest'oggi anche tutte le famiglie per ricordare un'orribile storia che richiama un po' alla mente quella di Francaviola, ma come ci ha detto Marta Savina è un po' una storia che può in senso lato anche estendersi a tante donne. Sì, diciamo, abbiamo pensato che raccontare una storia universale che raccogliesse l'avventura, diciamo, tra virgolette, di più donne fosse molto più interessante. Fare un film del genere è stupendo, non so, cioè è un film bellissimo, non lo dico perché sono di parte, ma racconta una storia importante e quando fai lavori come questo ne vale veramente la pena accettare anche il lato oscuro del nostro lavoro che è fatto di alti e bassi.
Senti Claudia, quanto è stato davvero difficile lavorare su te stessa per interpretare questo ruolo di questa ragazza che si riesce a liberare da un matrimonio riparatore imposto dal boss di un paese, dando così inizio a una battaglia per i diritti delle donne. Allora, è stato molto difficile perché ho capito immediatamente, io avevo già lavorato con Marta per un corto e sapevo che non si poteva mai fingere in nessun caso per questo personaggio, che doveva essere trattato con estremo, estremo, estremo rispetto. Quindi ti assicuro che la cosa più difficile è stato non trovare le cose da fuori, ma trovarle assolutamente dentro di me. Io ho lavorato, io sono una donna del 2023, non ho lavorato pensando ad una donna di 60 anni fa. Quindi ho veramente cercato tante cose che mi sono successe nella mia vita, le ho tirate fuori, delle cose che sono successe a delle persone che mi sono state accanto, delle storie che ho letto, è tutto un insieme di emozioni messe insieme. Era molto importante staccare la testa, vivere il qui ed ora e non andare a cercare le cose lontano da se stessi, ma solo ed esclusivamente con la propria emotività e il proprio vissuto. Assolutamente. Eliana, se tu vuoi possiamo passare nella nostra diretta Facebook. Io, Claudia, voglio ringraziare Edoardo Andrini per il supporto che ci ha dato nel creare questo collegamento che ci consentirà di raccontare anche, al di là del film che andremo a vedere domani in sala, la tua carriera fatta di tanta televisione, di tanta fiction. E poi volevo un po' parlare di alcuni personaggi a cui io sono particolarmente legato, in particolare quello di Erika Lastella. Ok, va bene. Allora utilizziamo anche le immagini per aiutarci in questo processo. Per fare questo raggiungeteci su Facebook, mentre in radio c'è Marco Mengoni con Due Vite. Cosa mi fai guardare? A sorpresa. Come a sorpresa? Ah, così a sorpresa? Ah, va bene Claudia, guardiamo insieme. Vediamo Giulia che ci dice. Arriva? Non lo so. Talmente a sorpresa che neanche... Dividiamo il frigo in 3, così ognuna avrà un ripiano. Io sulle mie cose metterò una C con il pennarello a tossico. L'ultimo imbasto va bene per te? Ok. Non sei vegetariana? Tu sì? Sì, e detesto chi fa del male agli animali. Sì, ma ogni tanto anche io una bistecca la mangio. Non mi ci far pensare, per favore. C'è le mie spalle, Claudia. Si è andata a Mia amica. ripescarla. Si è andata a ripescarla. Datemi un secondo così ne parliamo tornando anche dall'altra parte. E di vite gli attori non ne hanno soltanto due, come canta Marco Mengoni, ma ne hanno veramente tante. In questo caso stiamo parlando con Claudia Gusmano, stiamo raccontando Prima donna al cinema da domani, però Scinardo c'ha un debole per un'altra vita, per un altro personaggio No, mi sono della Gusmano. affezionato a questa serie
con Alessandra Mastronardi, l'abbiamo avuta anche ospite nel nostro format. Quindi parliamo poi, dell'allieva? sì, l'allieva della seconda stagione, spunta questa Erika La Stella, che è appunto una nuova specializzanda che affianca Alice, questo personaggio che ha e si contraddistingue per questa sua memoria fotografica, tant'è che le danno il soprannome di Scanner. Ma tu nella vita sei così, Claudia? Così con la memoria fotografica o stronza come Scanner? Qual è la domanda? Questa è una controdomanda. Perché la tua domanda è fraintendibile. Però si vede che è una stronza simpatica per lui averla presa così a cuore. Scegli una delle due opzioni. Allora, anche io ho una buona memoria fotografica, ho una buona memoria in generale, insomma non potrei fare questo lavoro altrimenti. Non sono così a rivista come Erika, ma poi io ho imparato ad amarla e l'ho anche giustificata, e per me ha fatto bene tutto quello che fa. Non giudicare mai i personaggi è la prima cosa che te li fa amare. È vero, è vero. Senti, scelgo un altro fotogramma bellissimo per raccontare un po' il tuo percorso veramente straordinario, che inizia nel 2007 con Distretto di Polizia e poi Squadra Antimafia, la Narcotici, Il segreto dell'acqua. Hai recitato anche in Don Matteo 10 accanto a Terence Hill, e La mafia uccide solo d'estate. Abbiamo visto delle scene nel tuo showreel con Claudio Gioè, e poi Guida astrologica per cuori infranti. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, Claudia. E ti chiedo, noi chiudiamo sempre la nostra intervista con un lavoro che stai realizzando, ma prima che Eliana partirà con questa domanda di rito, voglio chiederti un po' il tuo legame con la Sicilia. Beh, mi chiedi da dove arriva la mia pancia. Esatto. Per me la Sicilia è la mia catena d'oro, perché quando vado via mi sento tirare sempre indietro, e quando sto là a volte mi sento soffocare, perché vorrei realizzare molte più cose per il mio lavoro lì, e invece mi rendo conto che a volte bisogna andare via, perché in base a quello che tu sogni devi andare, diciamo, in un posto che ti possa accogliere e ti possa aiutare a realizzare i tuoi sogni, e Roma per me era il posto giusto. Però ne approfitto anche per ringraziarti pubblicamente, perché so che sei il direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia a Palermo, e grazie di esistere, e grazie perché potete permettere a delle persone di sviluppare il loro talento e di non sentirsi storti in un mondo dove questo viene soltanto considerato un passatempo. E invece è un lavoro a tutti gli effetti, ed è fatto di grandi sacrifici e di grandi momenti di silenzio che vanno rispettati, perché con il silenzio si crea. E quindi grazie. Sono emozionato, lo dico con grande sincerità, Claudia, perché Anche le io. tante difficoltà anche nel portare avanti la scuola, la formazione dei giovani talenti, poi alla fine li superi anche quando ti raccontano che si realizzano, che lavorano tutti, che si riuniscono in collettivo, e questo è bellissimo, ma voglio sottolineare davvero con forza quello che tu hai appena detto, che questo è un mestiere su cui non ci si può improvvisare, questo è un mestiere, quello dell'attore, che richiede tanto sacrificio, tanto studio, non è retorico, lo abbiamo ripetuto più volte con le nostre ospiti, ma tu ne sei davvero anche una testimone di come questo lavoro su te stessa anche e soprattutto ti porti a interpretare ruoli performanti e anche distanti a volte, no? Fra quello che può essere un po' l'immaginario collettivo. Beh, sì, è così. Io ci tengo a dirla questa cosa, perché è importante sapere che il nostro lavoro è fatto di alti e bassi, e che metà del lavoro è rimanere, restare e non andare via dal proprio sogno, perché veramente metà del lavoro è aspettare e avere pazienza e avere fiducia verso se stessi e verso un sistema che comunque
ad un certo punto guarderà i tuoi occhi se li troverà lì. Quindi bisogna avere pazienza e essere circondati dalle persone giuste, ma soprattutto vivere, perché se tu non vivi non puoi raccontare niente. Questo per me è importante comunicare. Avevo una sfilza di così tante domande, ma voglio fermarmi, Eliana, perché veramente non posso rovinare questo momento magico che ha creato Claudia, veramente, e mi piace pensare ai tanti ragazzi che in questo momento stanno ascoltando il nostro format, il nostro programma, sentire dalle parole di un'attrice così consolidata come Claudia, che ha ancora tanto da esprimere. Di questo ne sono assolutamente certo. Questi sono davvero dei consigli che vanno dritti al cuore, oltre che Mirati. alla mente. Claudia, in qualche viaggetto di ritorno in Sicilia, se passerai da Palermo, sarebbe un onore, sarà un onore, lo voglio pensare più come una certezza, averti anche qui in studio con noi. È un invito aperto a data da destinarsi. Puoi essere certa, puoi esserne certa. Quindi questo è un invito che lasciamo così aperto e poi ti seguiremo, quindi stai tranquilla che appena vedremo prossimi lavori, prossimi impegni, arriverà il nostro messaggino, perché ci farebbe veramente piacere poter continuare a seguirti passo dopo passo. Ce lo vuoi Volentieri. bisbigliare su cosa stai lavorando adesso? Ovviamente. Allora, io fermo sto restando lavorando... i limiti contrattuali. No, vabbè, queste sono le domande pressure che le persone fanno agli attori, perché si immagina sempre che debbano fare qualcosa, che stiano creando qualcosa, che stiano lavorando a qualcosa. Io quello che posso dire è che sto lavorando a un testo teatrale, perché il teatro resta la mia casa, perché è quello che ho sempre fatto e che continuerò a fare, e vorrei scrivere di una signora particolare che mi colpì moltissimo quando ero bambina nella mia città, e insomma ho già scritto un testo che si chiama Mozza, che è un testo che mi piacerebbe anche tantissimo portare a Palermo, non ho mai avuto la possibilità, e vorrei continuare a scrivere delle cose mie per il teatro, perché mi sembra che mi aiuti a stare meglio e insomma funzionano. Che bello. E allora che bello, dai. scrivi e noi aspetteremo il momento proficuo per Siamo poter tuoi poi fan. vedere tutto in scena. Grazie ancora Grazie. Claudia Gusmano, in bocca al lupo per tutto. Grazie anche a voi, in bocca al lupo, viva il lupo. Ciao, Viva, Claudia, ciao. domani, Ciao. prima donna. Al cinema, sì. Andate tutti, è bellissimo! Fantastica, abbiamo la pubblicità e poi torniamo perché abbiamo un super collegamento da fare con Sara Priolo. Restate qui. I consigli di